Riprendiamo, Zara. No, non consideriamo le banche come l'unico canale, anzi sarà un canale sempre meno, cioè non sarà più l'unico, non vivrà più in splendida solitudine. Cioè per avere finanziamenti per intraprendere un'attività. Do qualche idea. I grandi attori nel mondo della finanza sono i fondi pensione. I fondi pensione si trovano a dover fare i conti con una situazione per loro del tutto nuova e prospetticamente anche molto preoccupante. Loro devono erogare delle prestazioni, cioè devono pagare delle pensioni in un mondo in cui quello in cui hanno investito non rende più nulla, non rende molto poco. Quindi il problema è di trovare, e si parla di uno dei fondi di pensione più grandi al mondo, è un fondo norvegese, che è grande quanto 800 miliardi, quindi 3 volte il debito greco, per dare un fondo pensione norvegese. Decide di sposare, di sponsorizzare, di premiare, di investire su dei progetti e li va a cercare in tutto il mondo. Ci sono signori del fondo pensione norvegese che sono quelli che acquistano, infatti, e saranno sempre, sono quelli famosi senza anima, no? Perché un'azienda è senza anima, ma con molte teste. Sì. Vanno a sposare progetti, fanno quello che hanno fatto per un certo periodo in maniera non molto virtuosa i fondi private equity. Sono andati a rilevare che hanno un po' questa nomea di comprare delle aziende, spremerle e poi rivenderle. Ecco, questa è un'idea, un luogo comune che ci siamo fatti. In realtà i fondi pensione saranno un motore importante della crescita. Cioè in un sistema di paesi in cui la crescita è molto bassa e per fortuna la spesa del debito è bassa e la spesa per energia è bassa, abbiamo ancora la coperta corta. Cioè in un sistema virtuoso, perché tutti e tre i parametri, le variabili sono positive, cioè tassi bassi vuol dire che il nostro paese paga poco il suo debito, che è molto grande, le imprese pagano poco l'energia e quindi hanno utili in abbondanza. In un sistema virtuoso di questo tipo, se non cresciamo adesso, è proprio da dire ora o mai più. Altri attori forzatamente, quindi non sono come tanti. No, sostanzialmente l'unico attore che non sta facendo appieno il suo ruolo è appunto la politica, no? Però su questo io non ho assolutamente le competenze per poter niente. Noi siamo una moneta senza paese. Molto difficile che la cosa si sostenga nel lungo termine se non ci aggiungiamo tutto il resto, che vuol dire un fisco uguale per tutti, che vuol dire un sistema di imprese. L'Europa già vacilla adesso. Allora, le banche tra di loro quando si trovano a Francoforte parlano tutti la stessa lingua, parlano l'inglese, ma ci troviamo, ragionano e hanno la stessa formazione. Non è banale dire che oggi chi è a capo degli istituti di credito più importanti sono persone che hanno gli stessi studi, la stessa cultura, lo stesso modo di intendere e di vedere le cose. La politica invece a livelli diversi. Nell'economia le cose cambiano completamente, il modello nostro era un modello virtuoso, apprezzato, studiato, che ha sofferto più di altri la crisi economica degli ultimi anni, più di altri, e che si sta rinnovando con fatica, ma manca un certo coordinamento, si parlava di distretti e di tante cose, sono tutte cose che dovranno essere aggiustate, altrimenti se la crescita rimane così bassa i problemi che dovremo affrontare fra qualche anno saranno incommensurabili rispetto a quelli che abbiamo affrontato prima. No, chiarissimo. Voglio chiedere a lei, a questo punto, quanto è importante sarà il ricorso dai fondi pensione alle assicurazioni, perché a fronte di un sistema pubblico che comunque non sopperisce alle esigenze, ai servizi e ai bisogni, non può farlo per varie ragioni, è costosissimo, tagli alla sanità, perché noi abbiamo parlato dei tagli alla sanità incredibili, già vediamo il ricorso maggiore alla sanità privata conviene di più, fondi pensionistici è una forma di assicurazione, c'è poco da fare. Sempre più il privato, dove lo Stato non c'è, dovrà prendere piede. Quanto potrà essere importante? Quanto invece... Il mondo assicurativo. Ma io prima chiedevo al dottor Bortolami se nella legge di stabilità, che io non ho avuto modo di vedere, questo magari rientra anche nelle difficoltà che abbiamo tutti noi di avere delle informazioni poi precise e corrette di quello che avviene, no? Perché io sento sempre molte notizie contrastanti, la stessa legge di stabilità stiamo davanti, non so, 20 giorni con appunto notizie assolutamente contrastanti. Chiedo del welfare perché sto verificando che nel mondo assicurativo, ma non solo nel nostro ambito qui locale, ma anche a livello nazionale, broker di assicurazioni internazionali, si stanno muovendo in modo pesante nella sanità, nel settore della sanità, quindi creando delle mutue, delle casse di assistenza, eccetera,
che ovviamente forniscono il servizio sanitario privatamente a fronte del pagamento di un premio. La sensazione, da qui la domanda che dicevo se c'era qualcosa nel welfare, è che evidentemente c'è qualcuno, evidentemente a livelli più elevati di quelli che rivesto io, che ha la sensazione di quello che succederà anche nell'ambito sanitario, a parte i continui tagli, vuol dire che non dico che si arriverà probabilmente a privatizzare la sanità, ma l'intenzione probabilmente c'è, perché è strano che nascono un sacco di casse mutue, i grossi società di brokeraggio si muovono in questo senso. E questo senz'altro, personalmente io sarei per l'assistenza sanitaria nazionale gestita visto in modo... Visto che la paghiamo. Giusto, la paghiamo, scopriamo grazie all'eccellenza che troviamo magari anche proprio nel Veneto, che può funzionare tranquillamente con costi assolutamente ragionevoli, quindi non si capisce perché non possa avvenire un po' in tutta Italia. Per quanto riguarda il discorso previdenziale, ecco, io sono nell'ambito assicurativo, ma personalmente non consiglierei nessuno ad utilizzare una polizza di assicurazione per costruire la propria previdenza, lo dico con tutta tranquillità, perché l'assicurazione ha altri obiettivi e ha altre funzioni, quindi è un ulteriore intermediario nel rendimento che avrà la mia, magari qui poi lui sarà più chiaro di me, Zara, in questo senso, è un ulteriore intermediario che si inserisce nel dare dei rendimenti al denaro che io affido alla compagnia di assicurazione, quindi non ha senso, è meglio andare alla fonte, a chi questo denaro me lo investe direttamente. Il fondo pensione va bene perché è regolamentato da una legge che stabilisce che ho una detrazione fiscale di 5.200 qualcosa euro, però li prenderò quando maturo la pensione e cose di questo tipo. La fonte quale sarebbe allora? Prego? La fonte quale sarebbe, andare alla fonte, diceva? Beh, per i nostri giovani il fondo pensione senz'altro dovrebbe essere uno strumento. Perché non hanno tante prospettive. Utilizzano. Io però sto scoprendo, ma l'ho scoperto con mio figlio che ha 30 anni, quindi il fondo pensione, pochi versamenti, anche magari non molto importanti, ma per una lunga durata. Non c'è verso di farglielo fare. Io spero che il mio figlio sia un'eccezione, perché prima si diceva che il risparmio invece sta di nuovo nuovamente aumentando. Ma mi sa che siamo noi, la vecchia generazione, che era abituata a mettere da parte il soldino che lo sta facendo. Ma non ne hanno, è quello il discorso, il problema è che non ne hanno veramente... Però posso fare una battuta? La sanità in Italia costa 111 miliardi. Dati al 31 dicembre del 2014, quindi sono dati che potete verificare. Perché lei si pone una domanda, coloro che lavorano nel mio settore hanno immaginato di aprire una finestra rispetto a questo ragionamento? Perché le politiche degli ultimi 10 anni di qualsiasi governo, fosse di centrodestra o fosse di centrosinistra, poi per la verità io su alcune politiche non ho visto nessuna differenza, sono andate nell'indirizzo di ridurre in maniera significativa l'assistenza pubblica uguale per tutti, e non solo con l'introduzione dei ticket, quelli fissi a 36 euro e 10 euro per ricetta e via cantando, ma anche intervenendo non solo su quelle regioni non virtuose, e ce ne sono di non virtuose per cui lì lo sforamento, penso alla Sicilia, penso alla Calabria, penso alla Campania, ma anche in quelle virtuose, come il Veneto, gli interventi di taglio sul settore della sanità sono stati così significativi che la gente comincia a non essere più coperta da un servizio sanitario nazionale per tutte le prestazioni. Certo, ancora il ricovero, se lei si sente male va in ospedale, ce l'ha, ma ci sono un monte di prestazioni che vengono prima della situazione che ho esplicitato poco fa, che sono ormai, come dire, non più in regime di convenzione non pagata, cioè il cittadino comincia a pagarsela sempre di più. E questo perché? Da un lato perché se ci sono gli sprechi qualcuno li deve pagare e guarda caso li paga sempre il cittadino, e dall'altro lato perché la politica ha immaginato che si deve aprire una finestra, e per me è sbagliato, per far sì che la sanità non sia più quella coperta che garantisce per tutti la protezione rispetto all'evento malattia. Seconda questione, fondi pensione. Io vorrei sapere perché, stante la Fornero,
Legge applicata. Sappiamo già che si va in pensione con il 64,8% dell'ultima retribuzione. Prendiamo la retribuzione media dei pubblici dipendenti, non i dirigenti generali, ma il mondo dei pubblici dipendenti, che sono 3 milioni di persone che hanno uno stipendio medio di 1.534 euro al mese. Ok? Se la pensione sarà calcolata, questa è la legge Fornero, 64% dell'ultima retribuzione, fatto salvo che non siano così anziani alla data quando è entrata in vigore la riforma Dini, per cui avevano un pezzo di retributivo un pezzo e un pezzo di contributivo, vanno via, saranno i nuovi poveri del futuro, perché il 64% dell'ultimo stipendio non arrivano a 800 euro. Vale anche per gli artigiani. E ci stavo arrivando, vale per gli artigiani, vale per i lavoratori, quindi abbiamo una platea di nuovi poveri. La domanda provocatoria anche qui che pongo: perché il governo non vuole far partire i fondi pensioni privati sul mondo del pubblico? Perché? È una domanda, vorrei capire io. Cioè, io personalmente ho 35 anni di anzianità, quindi non è che ne ho poca, però quasi quasi potrei anche immaginare di farlo, perché avendo la proiezione, no, se ci faranno andare in pensione prima di avere 70 anni con uno stipendio molto basso, mi converrebbe ancora immaginare una proiezione di fondo pensione in cui c'è un minimo di investimento che diventa redditizio. Perché non lo fanno? Perché lo tassano di più? Perché colpiscono sempre il lavoro? Perché colpiscono sempre queste situazioni? Insomma, forse la domanda ce lo dovremmo porre. Più che la domanda, le risposte preoccupano di più, perché è evidente che c'è una non logica nella cosa. Questo che sto sostenendo. Perché noi abbiamo già davanti quello che è un problema non tanto lontano. No, dietro l'angolo. Dietro l'angolo. È il discorso di proiezione. Era solo la irresponsabilità ti fa dire o sei un irresponsabile o veramente siamo con una coperta molto corta e oggi non riusciamo e stiamo raschiando il barile. Io mi dico, se nonostante tutto abbiamo delle risorse da spendere, si sta puntando molto su quello che saranno i rientri della voluntary disclosure, no? Quello rientro si favoleggiano tra gli 8 e i 15 miliardi e questo potrebbe dare la stura a spese, coperture e quant'altro, ma il problema che diceva lei è clamoroso ed è fragrante. Sì. Prossimi 10 anni e non 300. Nei prossimi 10 anni avremo una platea di 1,5 milioni di persone che avrà accesso alla pensione. L'età media nella pubblica amministrazione è 55,2 anni. Questa è l'età media. Vuol dire che fra 10 anni questi, gioco forza, 67 li cacciano via, perché il raggiungimento di 67 anni e 6 mesi, se non cambiano normalmente la legge per i maschietti, li accompagnano di forza fuori alla porta. E vorrei ben vedere, perché a 68 anni, forse uno dopo 42 anni di servizio potrebbe, io penso, e andranno in pensione con 800, saranno una nuova classe di poveri, a cui però bisognerà garantire l'assistenza, a meno che non diventi privata del tutto. Allora io dico, vede che quando io prima dicevo che ponevo una questione di mancata visione, mi riferivo non alle questioni bagatellari, ma alle questioni che fanno la differenza di uno Stato, capisci? No, e credo ma tra l'altro noi ci depauperiamo, perché adesso di provvedimenti palesati da Befera che fanno venire un po'... No, va bene, lasciamo stare... Da Orlandi, che me l'hanno accompagnata alla porta stamattina, su via, ieri dalle chiarificazioni del sottosegretario Zanetti ha detto che se ne deve andare a casa domani, quindi... Esatto, insomma, però c'è anche il problema che tantissimi giovani vanno via e tantissimi anziani se ne vanno via, sono masse che vanno via, per cui ci troviamo senza giovani e senza anziani, forse ci troviamo con tanti stranieri. Il problema del blocco del turnover nella pubblica amministrazione: uno va via, non può essere assunto. No. Un paese questo va avanti dal 2002, cioè chi esce non si possono bandire concorsi se non nella misura del 25% dei posti cessati. Tradotto, vengono meno 100 dipendenti, si può bandire un concorso per 25, che se uno dice così tanti, in realtà sono pochissimi, perché poi il blocco del turnover porta non solo la possibilità di non interfacciare rispetto al piano occupazionale, ma anche al fatto che insomma le pensioni qualcuno le deve pagare, se non le paga chi lavora, chi le paga? Questo è il punto. Però faccio ancora un'altra battuta così faccio contento dottor qui. Renzi si è presentato come il giovane, quello che quindi ha vision, perché è giovane e sa come si sta nel mondo moderno. A me pare che le ricette che propongano siano più vecchie di quelle dei precedenti, molto vecchi, anzi per certi aspetti sono peggiori, questa è la mia opinione. Welfare, pensioni, sanità, lavoro, perché poi abbiamo accennato alla riforma del lavoro, se vogliamo entrare nel merito del Jobs lo faremo nella prossima puntata. Sarebbe interessante. Siamo in chiusura, do la parola a tutti. Presidente, allora quindi in conclusione?
tirando le somme una battuta? Su... Mezzo pieno, mezzo vuoto. No. Vabbè, intanto è qualcosa. Quindi è già qualcosa. Alcune cose sono condivisibili, altre sono migliorabili. Però voi ci sperate, insomma, dai. Mi scusi, abbiamo detto prima, ci sono alternative. No, ma non per doversi ciucciare, scusatemi, tutto quello che viene, ma perché intanto finché vedremo se migliorano, anche noi tutti insieme ci daremo da fare perché questo è importante, ma il suggerimento di darsi da fare è fondamentale, perché sennò se si resta un'ultima cosa a proposito della Germania che era dovuta a lui. Sì. E quella è una provocazione, ma è comodo prendersela coi tedeschi. Il fatto è che loro hanno fatto quello che dovevano fare nel momento giusto, gli altri europei no. Dopodiché non sono fenomeni, perché non hanno investito nel mercato interno. Adesso che i BRICS sono in crisi, loro sono in crisi nera, non sono così efficienti, noi ci lavoriamo come si dice che siano. Sono come noi, siamo tutti europei e tutti nella stessa condizione. Loro però hanno fatto le cose per tempo e in quel periodo hanno potuto dire: vedete, con questa ricetta le cose si possono risolvere. Adesso che diventa dura davvero sono un po' in difficoltà, ma intanto ci hanno tenuto un po' sotto scacco. Colpa nostra, adesso diamoci da fare noi. Avvocato, una battuta anche a lei. Ma sicuramente la ripresa c'è, piccola, ma c'è. Secondo me bisognerebbe fare sicuramente tutti gli argomenti che abbiamo trattato questa sera, dalla politica, la burocrazia eccetera, vanno bene. Bisognerebbe secondo me anche migliorare, perché un paese che deve crescere deve avere un sistema giudiziario che funziona. Finché ci sono tutta una serie di normative che non permettono alle imprese di essere garantite, di lavorare, e che chi ha un credito in Italia deve assolutamente riuscire a portarlo a casa. Se non viene garantito questo, ovviamente poi tutto si rallenta. E quindi non tocchiamo l'aspetto penale, perché la certezza della pena diventa, ci apriamo un mondo, lo faremo magari in seguito. Grazie, avvocata. Battuta Zara, proprio battuta. No, diciamo che parlando del nord-est, ho visto una recente pubblicazione della regione Veneto, in cui il Veneto era la regione della pasta e fasioi, del Fasso Tutomì, e non era la regione del Palladio, del Vivaldi, ecco, riappropriamoci di queste cose, perché non è banale. Insomma. Può essere una nuova finanza. Noi siamo stati il paese che ha visto un omino prendere e andare in Cina a piedi, siamo un paese che è sempre stato un incrocio, un crocevia, abbiamo sempre avuto questa grande capacità di guardarci attorno con gli occhi disincantati e senza pregiudizi. Ok, questo è importante per chi vuole fare impresa, a maggior ragione oggi che abbiamo strumenti unici, questo, quindi non si può affrontare un mondo nuovo con gli strumenti vecchi. Per i giovani. Guardi, quando si parlava del miracolo del nord-est io pensavo a cosa fosse dovuto, ma lavorando assieme ad artigiani, imprenditori eccetera, la mia risposta è sempre quella: abbiamo una gran voglia di lavorare, ci piace lavorare. Noi veneti, noi del nord-est eccetera. Credo che questo spirito ci sia tuttora, nonostante tutto, quello che ci siamo detto, e questo ci permetterà di uscire da questa crisi. Dai, ci speriamo veramente. Bortolami. Secondo me è giusto ora che ormai tutte le istituzioni si impegnino realmente a fare qualcosa di concreto per questo Paese, non solo per il Paese ma per chi ci lavora, per chi non ha la possibilità di lavorare. E per cui tutte le istituzioni, intendo il sistema finanziario, la politica, il mondo del lavoro, degli imprenditori, è ora secondo me, perché sennò, giustamente come diceva prima, ora o mai più, di iniziare che ognuno, anche singolo, faccia la sua parte. Questo è fondamentale per crescere. Dove va il nord-est sposato? Tirando le file, Luigi, cosa dici? La speranza era, sentendo la trasmissione, partecipando a questa trasmissione, e di avere qualche stimolo, diciamo, in termini di sviluppo, in termini di evoluzione. Invece mi accorgo che i pensieri, le considerazioni personali rispetto alla situazione che c'è, e poi alla fine sono largamente condivisi, e ogni volta la trasmissione alla fine ci si accorge che insomma, che non è una situazione migliore, ma non è una situazione, diciamo, che stiamo cogliendo appieno. In particolare quello che mi sono scritto è intanto che stiamo curando una malattia importante, che è la disoccupazione, il
45%, per non parlare di quella femminile, la corruzione stringiamo. E tutta una serie di problematiche che abbiamo, le stiamo curando con un'aspirina. Alla fine quello che è emerso è che non stiamo agendo in maniera forte su argomenti estremamente importanti. Quali sono questi argomenti che sono emersi? Mancanza di investimenti pubblici, banche che potrebbero sostenere meglio le imprese e le famiglie, un taglio alla spesa corrente, perché è un dato di fatto, la lotta all'evasione, l'applicazione delle leggi a tutela dell'impresa, forse le leggi sono anche troppe. Abbiamo abolito un ramo del Parlamento perché temevamo di essere lenti, in realtà siamo quelli che fanno più leggi di tutti gli altri stati evoluti, riduzione dell'imposizione fiscale. Ecco, sono tutti elementi che sono emersi in questa direzione. Io personalmente dico 3 cose, Elena. La prima è che si costruiscono le cose positive su cose positive, altrimenti il rischio è di creare illusioni. E di giocolieri ne abbiamo visti tanti in questi anni, no? Che poi alla fine le cose positive, se ci sono, metti come i mattoncini del Lego, c'è una cosa che costruisce questo. Seconda cosa, il sostegno alle aziende che investono, non un sostegno così anche per controllare gli sgravi dei contributi. Dobbiamo farlo per le imprese che fanno quel lavoratore in più, non che solo quelli che stabilizzano lavoratori già esistenti. E la terza cosa che è emersa e che io condivido appieno è che manca una visione, non dico a lungo periodo, manca una visione proprio a medio periodo, a breve periodo, che non si vede. Che purtroppo abbiamo Quindi visto questo tutti quanti noi. Io vi ringrazio di essere stato qui con noi, veramente ci avete aiutato a dare una visione un po' più ampia, speriamo che poi ognuno per la propria categoria si riesca a ottenere qualche cosa, perché la dimostrazione appunto di Confabia è che lottando pian pianino si riesce, giusto o no? Siete riusciti? Sì. Si riesce a fare qualche cosa, quindi ognuno nel proprio crederci. Come? Un qualcosina ogni giorno. Esatto, crederci e lottare per ottenere qualche cosa, non star zitti e subire passivamente, cercare di vedere positivo, insomma questa potrebbe essere un po' la chiave di lettura di quanto è emerso. Grazie ancora, grazie a voi di averci seguito, noi come sempre ci troviamo domani, grazie.